Dopo 4 anni dall'alluvione, si è mosso qualcosa per quanto riguarda Via Gazzo? Allora, diciamo che noi, seguendo quello che era il cronoprogramma, avevamo predisposto come ufficio tecnico, avvalendosi della collaborazione di ingegneri, un documento programmatico, un progetto che prevedeva la messa in sicurezza, così come indicato da Regione Liguria, del versante, in modo particolare delle abitazioni delle località di Bugigo e di Selaschi, e la conseguente riapertura di Via Gazzo. Questo documento l'abbiamo presentato nei tempi previsti, quindi verso febbraio-marzo era pronto. La Regione Liguria presentava nel frattempo una opportunità di realizzare anche a valle dell'apertura della strada l'asporto di tutto il materiale che era scivolato. Questo ovviamente avrebbe comportato dei costi aggiuntivi che al momento non sono stati reperiti. Quindi ad oggi com'è la situazione? A oggi è stata realizzata una conferenza di servizi in Comune Aleivi l'8 di novembre, quindi recentissimamente, alla quale hanno partecipato tutti i soggetti diciamo interessati alla riapertura di quella strada e la messa in sicurezza di quel versante. Dopodiché adesso viene presentato il progetto definitivo, poi ci sarà il bando. L'ufficio tecnico conta di avere il bando pronto per inizio gennaio, sarà un paio di mesi di apertura bando perché è una gara importante di 2 milioni di euro che comporterà quindi la possibilità di gareggiare ad aziende, a realtà, a ditte a livello internazionale, e dopodiché partiranno i lavori. Dopo 4 anni, oltre Via Gazzo, Levi si è recuperata secondo lei? C'erano stati tanti problemi, molte frane? No, secondo me la situazione a Leivi, come su tutto il territorio del nostro comprensorio territoriale di tutta la Liguria, è peggiorata, anzi peggiorerà sempre. Se tutti quanti operassero con una certa attenzione sulla propria proprietà, sul proprio aspetto di competenza vicino alla casa, sul proprio terreno, io credo che determinati aspetti verrebbero sicuramente migliorati. È indubbio che occorrono poi delle leggi, occorrono poi delle strategie di ripresa del territorio attraverso formule impegnative.